Dottore. Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Quella di oggi è una giornata importante per la storia del Veneto. In Consiglio regionale difatti approda oggi per il voto il progetto di legge sul fine vita, che appunto è arrivato in aula, un progetto di legge di iniziativa popolare dopo le oltre 9.000 firme che sono state raccolte nella nostra regione dall'associazione Luca Coscioni. Un provvedimento che sta dividendo la politica non solo tra favorevoli e contrari su un tema etico così delicato, ma che rischia di diventare anche un referendum sul presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, che non ha mai fatto mistero di quella che è la sua posizione su questo tema, lasciando comunque libertà di voto ai consiglieri della Lega. Per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo con Palazzo Ferrofini, dove c'è il nostro Filippo Fois con la collaborazione tecnica di Sandro Ponchio. Buongiorno Filippo. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. In questo momento è in corso la seduta del Consiglio regionale, ci sarà una breve pausa per pranzo, dopodiché riprenderanno i lavori. Al momento non è possibile stimare quando arriverà il voto, secondo alcuni potrebbe arrivare già verso le 16, le 16:30, secondo altri addirittura alle 19, 19:30. Come dicevi, si tratta di un voto che ha diviso parecchio le opinioni, soprattutto all'interno della lista Zaia Lega, che compone l'ossatura praticamente di questo Consiglio regionale, che è in grado di spostare gli equilibri da una parte e dall'altra. Attualmente, brutto da dire, ma insomma il pallottoliere è stato preso in mano più che da un consigliere. Dovremmo essere in una situazione di 27 a 23, 27 sì e 23 no. Però ancora al momento diciamo che rimane un margine di incertezza su quello che sarà poi la decisione del Consiglio regionale. Noi abbiamo raccolto poco prima che entrassero in aula le dichiarazioni dei capigruppo, dei gruppi consigliari che siedono qui in regione. Direi che possiamo partire ascoltando quei capigruppo che sono prevalentemente orientati per il sì a questa proposta di legge popolare. È giusto che sia la persona a scegliere per se stessa e non qualcun altro. Sotto il profilo politico, il Movimento 5 Stelle vota come una parte della Lega. Ma io voto in scienza e coscienza. Chiaramente anche il mio partito ha deciso di sostenere questa causa. Siamo al fianco dell'associazione Coscioni e del comitato fin da subito. Ho aiutato personalmente a raccogliere le firme, le ho certificate come pubblico ufficiale, certificatore, quindi sono assolutamente d'accordo. Sarebbe il primo Consiglio regionale d'Italia a votare una legge di iniziativa popolare, quindi un passo assolutamente importante che dà lustro alla nostra regione. Spero che i consiglieri abbiano davvero studiato questo provvedimento nel contenuto, perché oggi stiamo votando una cosa importante. Credo non si debba entrare in aula con un posizionamento politico, ideologico, ma in aula con un posizionamento pensando ai nomi e ai cognomi delle persone che hanno firmato questa richiesta di legge di iniziativa popolare e ai pazienti, Gloria, Stefano ed altri in Italia, che in questi anni hanno chiesto un provvedimento di questo tipo. Penso sia un tema di libertà, anche di decidere
del proprio destino, e visto che stiamo trattando una norma che appunto parla della libertà del singolo di decidere per se stesso, quindi non stiamo parlando di qualcuno che decide per altri, ma del singolo per decidere il proprio destino in una situazione di grave sofferenza dove ci sono dei paletti ben chiari. Quindi... La Lega è spaccata però? No, la Lega non è spaccata perché è sempre stata data libertà di coscienza e di voto, quindi non c'è mai stata un'indicazione, quindi è impossibile spaccarsi se non c'è un'indicazione di voto. Io credo sia necessario che il Parlamento legiferi su una questione così delicata, perché non è possibile che ogni regione si muova in maniera autonoma. Noi oggi, come dicevo, siamo tenuti a votare questa norma per il nostro statuto, però sarebbe opportuno che il Parlamento si esprimesse e ci fosse una legge nazionale che vada a normare, come dicevo, un tema così delicato. Il Partito Democratico è sicuramente presente in questa battaglia dalla parte giusta, credo. Compatto forse no? Non siamo tutti e sei d'accordo perché ovviamente è un tema che investe anche le sensibilità personali, rispettiamo le posizioni della consigliera Bigon che al momento ha deciso di non esprimere voto favorevole, vediamo anche come andrà il dibattito dentro l'Aula. Siamo un partito plurale che rispetta le differenze ma che in maniera chiara e senza ambiguità sa dire da che parte sta. Dunque le dichiarazioni dei capigruppo dei gruppi consiglieri che sono prevalentemente orientati per il sì, diciamo molto compatte le opposizioni con un solo consigliere sfavorevole che è la Bigon. Per la Lega invece, come si diceva, si registra una spaccatura con una certa più o meno forse maggioranza per quello che riguarda i sì. Altrettanto compatti dai banchi della maggioranza sono invece coloro che sono contrari a questo provvedimento in blocco, sia Fratelli d'Italia che Forza Italia. Perché no? Perché voteranno? Ma intanto non è competenza della Regione, come ha detto l'Avvocatura dello Stato su questo tema. Poi c'è una questione di principio. La vita, lo Stato, le istituzioni devono tutelare e accompagnare semmai alla morte, tutelando la salute delle persone fino all'ultimo respiro. Abbiamo visto dove queste leggi sono state approvate, per esempio in Canada, dove abbiamo visto una continua degenerazione, le maglie sono allargate e diventa dove per esempio c'è una sanità che è sempre meno accessibile a tutti, perché i problemi dove soprattutto è privata, come in Canada dove c'è l'assicurazione, l'alternativa dell'eutanasia diventa un'alternativa per i poveri, per coloro che dicono vabbè non ho i soldi, non ho i $300.000 per curarmi e quindi ti do l'alternativa di poter decidere comunque di suicidarti. Ecco, io credo che sia una legge di inciviltà, una legge contro, che non è vero che è di liberazione, è di nuova schiavitù che un domani porterà i più poveri ad essere indotti al suicidio, mentre chi ha la possibilità di curarsi non farlo. Mi dispiacerebbe passasse questa legge perché è una cultura che non condivido. Noi dobbiamo lavorare in positivo, soprattutto coloro che oggi promuovono questa legge sono stati i primi che qualche anno fa hanno perfino fatto passare la teoria che bisogna ridurre la popolazione, bisogna contro la natalità eccetera. Il fatto che qualcuno dica che va ridotta la popolazione e ora mi proponga l'eutanasia, un po' di sospetto mi viene. Non siamo mai entrati nel tema specifico del provvedimento, ma dall'inizio siamo entrati nel tema della costituzionalità o meno del provvedimento. Pensate che l'unico provvedimento che dagli ultimi 25 anni entra all'interno di questo Consiglio regionale con un parere preventivo dell'Avvocatura di Stato che ne dichiara sostanzialmente di profili di illegittimità. Per cui il Consiglio regionale viene chiamato a votare o comunque a interessarsi di un provvedimento che già parte in origine con una dichiarazione dello Stato in cui dice molto probabilmente faremo ricorso. Abbiamo più volte dichiarato che essendo una delega dello Stato, nel merito si deve discutere a livello nazionale e poi ovviamente anche per una questione di coordinamento tra vari consigli regionali, altrimenti potremmo avere 20 regioni che adottano 20 provvedimenti e si comportano e danno indicazioni alle ASL in maniera diversa e questo non è accettabile. A livello nazionale siamo favorevoli a discutere su questo tema perché è un tema attuale di etica e di politica. Non siamo favorevoli a caricare politicamente di messaggio politico questo tema. Ma innanzitutto non è un voto contro il Presidente Zaia, si tratta di un voto di coscienza, vista l'importanza comunque noi abbiamo condiviso anche a livello di partito, anche con il nostro segretario Tajani, perché è una questione estremamente importante. Noi riteniamo che in una materia come questa ci debba essere, come è stato previsto dalla sentenza, un intervento da parte dello Stato e quindi non può essere competenza regionale in una materia
materia del genere. Era data per incerta però, nel senso che aveva detto che si prendeva del tempo per capire. Sono presa molto tempo proprio perché è una questione estremamente delicata, dove ho fatto una serie di riflessioni, dove ci sono state delle letture, dove ho avuto l'opportunità anche di confrontarmi con gli operatori, proprio per capire esattamente che differenza ci fosse ad esempio tra la sedazione palliativa profonda e le cure palliative e la terapia del dolore e il ricorso al suicidio assistito. Quindi non è che il paziente che soffre, che si trova a dover affrontare delle sofferenze insostenibili viene lasciato da solo. Viene data, anzi ci deve essere data l'opportunità da parte dello Stato e del sistema sanitario e dei medici di poter affrontare questa situazione. Ora, se noi guardiamo lo stato attuale, c'è da fare, sicuramente ci deve essere un impegno in questo senso, cioè per sostenere le persone, non per dire alla persona ti do il farmaco, ucciditi. Queste dunque le dichiarazioni rilasciate dai capigruppo, in questo caso abbiamo ascoltato i capigruppo dei gruppi che sono contrari al provvedimento, dopodiché sono cominciati i lavori del Consiglio Comunale. Per prima ha preso la parola Sonia Brescacin, che è la consigliere regionale che ha fatto da relatrice, dopodiché è stata la volta del Presidente della Regione Luca Zaia. Ascoltiamo anche un breve estratto dal suo intervento in aula. Io sono qui, vi dico già che non parteciperò alla discussione, quindi finisco e esco. Proprio perché non vorrei mai che qualcuno andasse a dire in giro che è condizionato dalla mia presenza, dal mio sguardo. Sarò qui a votare, ovviamente, e penso che questo è un momento alto di questo Consiglio regionale, al di là del fatto che uno la pensi in maniera positiva o negativa rispetto a tutto questo, perché siamo chiamati a discutere. Io non so cosa faranno i miei colleghi, ho parlato con qualche collega, qualcuno sta pensando a come non arrivare in Consiglio regionale. A proposito, io rinnovo la preghiera di avere un intervento dal punto di vista dell'ufficio legale o di qualcuno che ci confermi la legittimità dell'atto e ci confermi soprattutto che il percorso sia stato rispettoso, onde evitare che ci siano nel proseguio dubbi sulla legittimità dell'atto. 2, il tema della pregiudiziale costituzionale è un altro dei temi, non so chi lo invocherà. Noi siamo sotto i riflettori, perché? Perché semplicemente siamo i primi a trattare questo tema. Probabilmente quando ci sarà la 10ª regione non ci andrà più nessuno, non se ne interesserà più nessuno. Però ripeto e chiudo, a prescindere da come tu la pensi, è immorale che un paese gestisca un tema così profondo e importante con una sentenza della Corte Costituzionale. Grazie. Questo dunque è l'intervento di Luca Zaia poco fa in aula. Come detto, il voto arriverà nel pomeriggio, probabilmente dopo le 16:30. Per ora da Venezia è tutto, ti restituisco la linea. Grazie a Filippo Fois per questo collegamento con la collaborazione tecnica di Sandro Ponchio. L'altro tema sul quale vi riferiremo oggi e che sta tenendo il Veneto con il fiato sospeso è quello dell'autonomia, perché oggi pomeriggio si aprirà la discussione sull'autonomia differenziata. Si tratta della prima volta, nessun testo di legge in materia fino ad oggi era arrivato in Parlamento. Una data quindi importante per la nostra regione, ha detto il Presidente Zaia, secondo il quale è stato recuperato il tempo perso. Quindi vedremo come andrà oggi pomeriggio. Noi proseguiamo ora con la cronaca, perché vedo che abbiamo in collegamento da Conegliano Christian Arboit con il comandante della polizia locale Claudio Malamà, perché ci sono delle novità per quanto riguarda i vandali che avevano imbrattato nei giorni scorsi la città del Cima. Christian, buongiorno. Sì, buongiorno Marta, buongiorno anche da parte di Alberto Pivetta che sta curando la parte tecnica. Mi trovo con il comandante Claudio Malamà, ce lo hai già presentato, all'interno della centrale operativa della Polizia Locale qui di Conegliano, una centrale operativa che, come potete vedere dalle immagini di Alberto, è molto attrezzata. 300 le telecamere che sono posizionate su tutto il territorio coneglianese, telecamere
telecamere che vengono monitorate in tempo reale proprio qui da questa centrale operativa di Ultima Concezione. E ci sono delle novità che riguardano l'imbrattatore che a fine dicembre aveva vandalizzato via Vespucci a Conegliano. Parliamo di un raid vero e proprio. Grazie a queste telecamere state risalendo, comandante, all'identità di questo giovane. Sì, grazie al sistema di videosorveglianza siamo riusciti a tracciare proprio l'identikit della persona. Si tratta adesso soltanto di identificarlo, però gli elementi, i dettagli che sono stati colti sono veramente importanti a livello investigativo. Possiamo parlare di un vandalo seriale, perché non solo ha vandalizzato via Vespucci ma anche alcune zone della stazione ferroviaria e quant'altro. Sì, è un ragazzo giovane appunto che ha iniziato proprio dalla via Vespucci e poi ha continuato anche nei locali della stazione ferroviaria. Ci sono stati altri episodi in città ma non ricollegabili alla stessa mano, sui quali stanno indagando altre forze dell'ordine, quindi questa collaborazione continua che c'è insomma ci permette di lavorare in maniera sinergica e anche efficace sul territorio. In particolare delle svastiche erano apparse poco prima di Natale, sono quindi due autori diversi. Sì, la mano è senza ombra di dubbio diversa, anche in quel caso è stato ripreso l'autore, quindi abbiamo visto che si tratta di una persona diversa e su questo sta lavorando la Polizia di Stato. Ecco, telecamere, tante telecamere, questa per esempio riguarda il centro di San Pietro di Feletto, è così? È il centro di Bagnolo, quindi una località di San Pietro di Feletto che collega appunto il comune di San Pietro con Conegliano. Ecco, lei mi spiegava che magari ogni tanto le immagini qui sono poco nitide, ma quelle che vengono acquisite invece sono perfette. Sì, diciamo che il sistema di trasmissione in tempo reale per quanto riguarda i comuni della gestione associata avviene via radio, quindi ogni tanto può capitare che la banda ha una qualità inferiore, però questo è solo sulla diretta. Quando poi noi andiamo a estrapolare l'immagine dal sistema di registrazione, l'immagine è nitida come la vediamo nelle altre telecamere. Su Conegliano la maggior parte sono su fibra ottica, tra l'altro fibra ottica di proprietà, quindi l'immagine è di ottima qualità. E questo ci rassicura, e adesso cambiamo location, grazie Alberto, questo ci rassicura soprattutto sul fronte dei furti. L'altra allerta che riguarda la Marca trevigiana, nessun territorio, nessun comune è esente. Ecco, comandante, anche qui sui furti siete mobilitati, i controlli proseguono anche in orario serale? Sì, i controlli ci sono, naturalmente il livello di attenzione è alto, ci aiutano a livello investigativo i varchi di lettura targhe, quindi riusciamo a monitorare anche attraverso sempre la collaborazione con le altre forze dell'ordine quelle che possono essere alcuni veicoli che ci hanno segnalato. Ecco, adesso con il comandante, prima di mostrarvi un nuovo ospite, vi mostriamo la camera di sicurezza della Polizia Locale di Conegliano. Gli edifici qui sono particolarmente nuovi, vi siete trasferiti da qualche anno. Questa è la camera di sicurezza che voi utilizzate, è bello mostrarvele, insomma spesso ne parliamo, vi parliamo di camere di sicurezza. Ecco, questa è una camera di sicurezza, ce la spieghi un attimo, comandante? Sì, la camera di sicurezza senza ombra di dubbio è utilissima sia per quanto riguarda l'incolumità delle persone che portiamo, perché in altri locali magari se sono agitati possono farsi male, mentre qua è una camera che sì, non ha niente, soltanto l'essenziale, soprattutto sono contenuti in sicurezza, e anche per quanto riguarda gli agenti che operano hanno una certa barriera di protezione. Tra l'altro questa camera è sempre video ripresa, per cui tutto quello che succede all'interno rimane registrato e anche a salvaguardia della tutela dei diritti sia del lavoratore ma anche delle persone che anche se hanno commesso qualche reato comunque viene garantita in ogni caso la loro dignità di persona. E a proposito di lavoratori, adesso vi presentiamo un lavoratore molto speciale qui al comando della Polizia Locale di Conegliano. Ci tenevamo, è da tempo che volevamo presentarvelo. Comandante, ecco, faccio un attimo strada, mi permetto.
cambiamo location, siamo all'esterno, Marta, del comando di polizia locale di Conegliano. Eccolo lì, adesso è bello tranquillo, Rei con l'assistente Marco Seffino. Buongiorno quindi a Rei e Marco Seffino. Voi siete un'unità cinofila? Sì, lavoriamo insieme e siamo insieme praticamente tutto il giorno. Ecco, questo da qualche mese, da quando Rei è arrivato qui al comando di polizia locale. Rei che sta facendo la differenza, comandante Mallamace, per quanto riguarda la lotta allo spaccio e quindi la lotta alla droga. Un attimo solo. Sì, ha fatto la differenza, lo si vede dai risultati, perché i sequestri di sostanze stupefacenti sono aumentati in maniera esponenziale rispetto a un tempo. Il fiuto di Rei è veramente infallibile, perché ha anche piccole quantità di sostanza nascoste in ogni indove, insomma finora non ne ha fallito, quindi le ha sempre trovate. Persino sostanza nascosta sottoterra è riuscito a fiutarla e scavando ha tirato fuori proprio da sottoterra la sostanza stupefacente. Quindi non solo addosso alle persone, ma anche appunto trova queste sostanze anche in luoghi magari nascosti, in anfratti. Sì, noi lo portiamo nei parchi oppure in luoghi che ci segnalano di spaccio, anche quando non ci sono i frequentatori, e lui fa una bonifica quasi tutti i giorni di questi luoghi, quindi se ci sono delle sostanze che sono state occultate lui li ritrova, e dopo fa i controlli invece programmati con le pattuglie sulle persone oppure all'interno di luoghi di bivacco dove ci sono persone dedite sia al consumo che allo spaccio di sostanze stupefacenti. E sappiamo quanto sia importante avere Rei, un cane di questo tipo a Conegliano, perché Conegliano resta uno snodo fondamentale nella rete dello spaccio. Assistente Seffino, come si comporta Rei? Lei è bravissimo, quello che deve prendere lezioni sono io. Adesso vuole giocare perché sta un po' seduto da un pochettino. E niente, è molto bravo, si comporta bene, non è ancora finito il suo periodo di addestramento perché dobbiamo ancora lavorare alcuni scenari. Ray, sits, stay. E quindi continuiamo ad andare a scuola tutti i venerdì presso il Malanoce, una struttura dove facciamo l'addestramento. E niente, così operiamo tutti i giorni, controlli sui veicoli, sulle persone, sugli ambienti. Grazie Seffino, grazie soprattutto Rei, che abbiamo capito fare la differenza. Grazie comandante Mallamace per averci dato tutti questi aggiornamenti di cronaca e averci anche accompagnato qui al comando. Insomma, la sicurezza sempre in primo piano anche a Conegliano. Con Alberto Pivetta, Marta, ti restituisco la linea. Grazie a Cristian Arboit e al comandante Mallamace per questo collegamento. Tra pochissimo andremo sulla Valsugana da Sharon Di Carlo per tutte le novità per quanto riguarda le ordinanze dopo la enorme frana che la scorsa settimana si è abbattuta sulla statale, sulla linea ferroviaria. Ma torniamo ora a parlare dell'omicidio di Vanessa Ballano, uccisa lo scorso 19 novembre a Riese Pio X, in carcere per il delitto. Bujar Fandai, quarantenne kosovaro con il quale la giovane mamma aveva avuto una relazione, che dopo la fine del rapporto continuava a perseguitarla e minacciarla. Vi facciamo ora sentire l'audio pubblicato in esclusiva oggi dalla Tribuna di Treviso della telefonata che Fandai ha fatto ai carabinieri al 112 poche ore dopo l'omicidio, audio nei quali secondo la procura ci sarebbe la confessione dell'uomo. Sentiamo. Fredo, tu non sei una persona tu sei un ragazzo per bene, non sei una persona abituata a dormire in mezzo alla strada. La merda che ho fatto, la merda. Va bene, allora sono cose, ascoltami Buja, sono cose che possono succedere, lo sappiamo benissimo, noi siamo tutti su. Dove si macchina l'ambulanza che mi sta cercando? Perché non ho anche la batteria, quasi scarica la batteria. Ascolta Buja, c'è un'ambulanza là vicino con una luce accesa blu, se la vedi chiedi soccorso ai due infermieri, non ti preoccupare, non succede niente, poi parliamo. Quello che non dovevo fare ho fatto. Lo so, ma tu l'hai fatto, per carità.
sbagliato, noi lo sappiamo benissimo, tu lo sai che hai sbagliato, noi anche, noi facciamo il nostro lavoro. Ecco, questo dunque l'audio della telefonata al 112. Ora andiamo in Valsugana, andiamo a Val Brenta con Sharon Di Carlo ed il sindaco per capire come sta andando dopo la frana che si è abbattuta la scorsa settimana sulla statale, sulla ferrovia. A te Sharon, buongiorno. Sì, buongiorno Marta e buongiorno a tutti i telespettatori. L'hai detto tu, sono qui con il sindaco Luca Ferrazzari. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Ieri c'è stato un incontro in prefettura, di cosa si è discusso? Sindaco, ci racconti. Si è discusso innanzitutto di quella che è la situazione sul versante, perché ogni tipo di intervento sul viadotto ammalorato, lesionato dai massi ciclopici ha come presupposto l'intervento sulla parete. Insomma, è emerso che in parete ci sono ancora parecchi metri cubi, circa 200, che equivalgono a quelli che sono scesi e quindi non si può operare in sicurezza. Quindi prima va fatto quell'intervento e poi ANAS interverrà sul manufatto. Possono esserci quindi altre frane? Sì, possono esserci altre frane ed è il motivo per il quale in questo momento non si può lavorare. Si ritiene che in 45 giorni possa essere messa in sicurezza il versante e poi fatto l'intervento da parte di ANAS. È un termine cautelativo, ma ovviamente tutti si stanno adoperando per aprire il prima possibile questa arteria che, come è noto a tutti, insomma, è di rilevanza notevole, insomma. Vogliamo informare i cittadini, i turisti, insomma chi passerà in queste zone, qual è la viabilità oggi? Allora, in questo momento i mezzi leggeri possono passare e vi è un senso unico, diciamo, da Avastagna dove siamo verso Campolongo, però la situazione muterà, nel senso che questi sono stati i primi divieti, le prime organizzazioni del traffico in seguito all'evento, ma questi giorni insomma hanno dimostrato che questa arteria non può sopportare il traffico della statale 47 e quindi già da oggi credo che verrà emessa un'ordinanza mia, un'equivalente ordinanza da parte di ANAS e poi della provincia con un divieto di circolazione salvo alcune importanti esenzioni. Possiamo dire che mai come oggi la Valsugana sia al centro di nuovo di un dibattito, forse è necessario intervenire? Sì, è assolutamente necessario intervenire, diciamo al di là di quello che è successo, la grande confusione, il grande disagio che si sta determinando in porzioni importanti del territorio e soprattutto porzioni del tessuto produttivo pongono ancora una volta l'attenzione sulla strategicità di questa arteria e sulla necessità che venga rinnovata. Quindi non è un'esigenza, uno sfizio dell'amministrazione di Val Brenta, del suo sindaco o dei cittadini, è una necessità di un territorio importante che dà tanto in termini di imprese e quindi è fondamentale trovare una soluzione al di là di quello che è capitato, perché vi siano sempre delle ipotesi alternative in modo che non ci si trovi in condizioni come questa. Grazie al sindaco Luca Ferrazzoli. Marta da Val Brenta è tutto, vi restituisco la linea. Grazie a Sharon Di Carlo e al sindaco. Noi ora ritorniamo in provincia di Treviso per tornare a parlare dei vandalismi che hanno visto interessata ancora una volta la scuola primaria Toniolo in città. La matrice ancora una volta sembra essere quella Novax. Andare a sfregiare una scuola primaria è sgradevolissimo. La scuola dei bambini, quella dove si imparano tra le tante cose educazione, civiltà e rispetto, imbrattata nella notte. È la seconda volta che i vandali prendono di mira la scuola primaria Toniolo di Santabona. Era la notte del 14 gennaio, esattamente 2 anni fa. Il muro imbrattato con scritte Novax, la stessa vernice rossa utilizzata in questo caso. Scritte meno comprensibili, ma campeggiano questa volta su tutta la facciata. Ad allertare la dirigente e le forze dell'ordine e la referente di Plesso. I primi sopralluoghi in mattinata hanno evidenziato che chi si è macchiato di questo gesto deve aver usato una pompa. Sono pompe, l'hanno usate anche su altre scuole. A confermarlo anche l'assessore ai lavori pubblici Sandro Zampese. Per pulire potrebbe essere necessario ridipingere tutta la facciata con costi elevati per la comunità. Tempo fa per poco non abbiamo preso i vandali che hanno imbrattato le scuole Rambado degli Azioni e speriamo di essere più fortunati questa volta perché queste persone devono avere una punizione esemplare. Indignazione espresso da subito anche sui social l'assessore alla scuola Gloria Sernagiotto con il collega già in mattinata a far visita al Plesso.
È un attacco all'intera comunità trevigiana, ma soprattutto ai bambini, e questo lo trovo vergognoso. Polizia locale e carabinieri sul posto per fare i primi rilievi. Scuola regolarmente aperta e lo sarà anche domani, quando è già stato calendarizzato il lavoro di pulizia della facciata. Come si spiega ai bambini quello che è accaduto? Sarà difficile spiegarlo, però purtroppo noi viviamo in un momento storico in cui non c'è il grande rispetto anche per monumenti, per dei valori culturali, per dei simboli istituzionali. Quindi immagino che un discorso che gli si può fare è di rispetto e di chi il rispetto non lo sa mantenere. E non è il primo caso, dicevamo dal 2020 ad oggi sono diversi gli episodi accaduti appunto come quello delle scuole Toniolo. L'indignazione tra i genitori è tanta. A Treviso è stata particolarmente presa di mira l'area nei quartieri di Santabona, San Liberale e Monigo. Sono tutti spaventati, poi io ne penso che è una cosa bruttissima. È uno dei piccoli alunni della scuola elementare Toniolo. Come lui in tanti questa mattina, riferiscono le maestre, si sono domandati perché ancora alla loro scuola. È rimasto senza parole anche lui, come tutti noi del resto, quindi ci è dispiaciuto. Fa tanta tristezza, purtroppo, nel senso che è un gesto completamente inutile, che non ha nessun senso, che perché la scuola è un bene comune. È una cosa terribile. Indignazione tra i genitori che ha abbracciato anche i residenti del quartiere. Oh Sant'Antonio, ma che cosa c'è qui? È la seconda volta, vero, che succede? Sì. È vergognoso perché in una scuola elementare fare una cosa del genere è veramente una cosa riprovevole. Io spero che le persone che hanno fatto questo gesto siano praticamente prese e abbiano la condanna che serve. Fuori tempo, fuori luogo. E non vedo cosa c'entrino i bambini e i ragazzini con questi tipi di segnalazioni in questo modo qui. Novax che ritornano così a Santabona scegliendo come obiettivo le scuole dei più piccoli. Era la notte tra il 13 e il 14 gennaio, imbrattate le scuole dell'infanzia di San Liberale, la primaria Toniolo e la Vittorino da Feltre. 17 febbraio 2023, scritte alte 5 metri alla scuola primaria di via Paludetti a San Giuseppe, danni per 20.000 euro. Scritte Novax erano comparse anche nei pressi della scuola Giovanni XXIII per difendere la posizione della maestra negazionista. Era la notte del 22 dicembre 2020. Nel quadrante di Monigo i Novax si sono accaniti contro lo stadio di rugby. Un atto di vandalismo da condannare senza se e senza ma. È duro. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, torna a richiamare il rispetto delle scelte. Invece il direttore generale dell'US2, Francesco Benazzi. L'unica cosa da dire è che come ovviamente chi si vaccina rispetta chi non si vaccina, che sono una minoranza, credo che il rispetto debba essere reciproco e per cui evitare di fare questi atti vandalici che non portano a niente. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, eccoci nuovamente in diretta. Torniamo sull'altopiano di Asiago, a Gallio, dove domenica si è verificato l'incidente che ha visto coinvolto un bimbo di 7 anni caduto dalla seggiovia. Sono state ore d'apprensione dopo l'incidente di domenica alle Melette, quando un bimbo di 7 anni è scivolato dalla seggiovia ed è precipitato sulla strada sottostante. È stato grazie all'intervento di una persona che sedeva accanto a lui e dei tecnici della cabina di comando se non si è verificata una tragedia. Il mio unico pensiero oggi è rivolto appunto al ragazzo. Spero che superi bene questa operazione e spero di poterlo vedere insieme con i suoi genitori a Gallio. Poi io vorrei anche porre l'attenzione su quella persona che era in seggiovia e che grazie al suo contributo, quando il ragazzo è appunto scivolato, erano ad una certa quota dove sotto ci sono tutte rocce o ceppaie, ha permesso di far cadere il ragazzo non da una certa altezza ma da un'altezza leggermente inferiore e sul ciglio della strada. E quindi io voglio ricordare anche questo, perché questa persona che oggi non sappiamo chi sia, io invece la vorrei premiare, la vorrei conoscere e vorrei dire un grazie di cuore perché a mio avviso tu hai salvato questo ragazzo. Intanto, come già detto, la procura ha aperto un'inchiesta, i carabinieri stanno svolgendo le indagini e c'è chi chiede se non sia il caso di posizionare reti di protezione proprio sotto la seggiovia.
Il collaudo è stato effettuato, l'impianto va bene così, poi se vorremmo andare ulteriormente avanti questo lo possiamo fare. Il Comune di Gaglio ovviamente si è prontamente assicurato fin dall'inizio dell'accensione di questo impianto, quindi noi siamo tranquilli da questo punto di vista, perché altrimenti se vale il fatto delle reti su tutto, dovremmo mettere le reti su tutta la lunghezza di ogni seggiovia, ma questo sappiamo che è impossibile e non è richiesto. Nel caso si dovesse decidere per la chiusura temporanea della seggiovia, questa cosa andrebbe a pesare tantissimo non soltanto sulle Melette, ma in generale sull'intero altopiano. Questo sì, ovviamente. Noi abbiamo investito tanto sulle Melette, quindi non possiamo permetterci di pensare di poter chiudere questo importante impianto. Un sorpasso azzardato o un malore, inquirenti al lavoro per stabilire le cause dell'incidente che ieri pomeriggio lungo la regionale 308 del Santo ha provocato la morte di un meccanico trevigiano di 66 anni. Un triste primato per la strada regionale 308 del Santo in questo 2024, aver registrato il primo morto per incidente in provincia di Padova. Si chiamava Giorgio Frezza, 66 anni, meccanico in pensione e alpino di Falzè di Sernaglia della Battaglia, l'uomo che ha perso la vita tra le lamiere accartocciate del suo furgone al chilometro 4+400. Stava viaggiando in direzione di Padova Giorgio Frezza, erano circa le 13:30 di ieri. Forse un sorpasso azzardato, forse un malore. Di sicuro l'uomo ha perso il controllo del veicolo finendo contro l'Alfa 159 che arrivava da Padova. Uno schianto violentissimo a cui si è aggiunto un terzo veicolo che nella carambola ha tamponato il furgoncino. Le condizioni di Giorgio Frezza sono apparse da subito disperate ai sanitari del SUEM 118 che dopo averlo a lungo rianimato non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Per i rilievi sono arrivati i carabinieri. Lungo la strada, una delle più trafficate di tutto il Veneto, è stata paralisi. La regionale è stata chiusa tra gli ingressi di Cadoneghe e Bragni per tutta la durata delle operazioni di soccorso, quasi 4 ore con colonne di auto e camion fermi. Una strada che mostra, soprattutto in momenti tanto drammatici, la sua totale inadeguatezza a sopportare la mole di traffico che ogni giorno la percorre. Per la maggior parte del suo percorso, inoltre, la strada ha solo una carreggiata per senso di marcia e manca il New Jersey Sparti Traffico. E dopo l'incidente costato la vita a Giorgio Frezza, il sindaco di Cadoneghe Marco Schiesaro chiede che la 308 del Santo venga allargata. L'incidente è accaduto ieri sulla strada del Santo, la 308, è un ennesimo tragico incidente che purtroppo accade su questa importantissima asta viaria che collega Padova con l'area nord della nostra provincia. Credo che ormai sia urgente considerare, al di là di ogni preventivo, di ogni onere finanziario, l'importanza di un progetto di fattibilità e poi anche esecutivo che ci porti quindi a considerare veramente, ma lo dico veramente con il cuore in mano e interpretando anche il sentimento di tanti concittadini che abitano lungo questa strada, di considerare un allargamento che vada per stralci, lo stiamo dicendo tutti, da Cadoneghe verso nord. È una strada molto pericolosa, una strada che va allargata, quindi la proposta è di iniziare veramente, di mettere a terra questo progetto a stralci, di considerare innanzitutto Cadoneghe fino a Campodarsco Borgoricco, poi andando verso nord. Bisogna agire in fretta perché ormai sono troppi i morti sulla 308. E a Marghera ora, perché da ieri pomeriggio il traffico per chi arriva da Venezia e si dirige a Mestre sul cavalcavia della Vempa è deviato per il ripristino dell'incidente che si è verificato nella notte tra sabato e domenica a poche decine di metri dal punto dove precipitò il cavalcavia nell'incidente, costato la vita a 21 persone. Ero in ansia, correvo veloce perché era suonato l'allarme di sicurezza della mia fabbrica, stavo andando a capirne e sincerarmi le ragioni.
Le prime parole a soccorritori e forze dell'ordine dell'imprenditore mestrino di 50 anni che all'alba di domenica è letteralmente scampato alla morte dopo l'incidente avuto lungo il cavalcavia della Vempa a Mestre, a circa 500 metri di distanza, dove il 3 ottobre scorso ci fu la strage del bus con 21 morti. Lì c'è il limite di 50 km all'ora, siamo in una curva, siamo in un punto delicato e lì si è andato al di fuori di ogni limite di immaginazione della velocità. Domenica il cinquantenne sembra invece procedesse almeno a 100 km/h quando, anche a causa della strada ghiacciata, viste le basse temperature, si è schiantato in corrispondenza della curva a gomito contro il guardrail, sfondandolo e rimanendo a bordo dell'auto sospesa a mezz'aria a 10 metri d'altezza. Una scena a dir poco da brividi, eppure, sebbene sotto shock e fortemente provato, è rimasto miracolosamente illeso e capace di scendere dall'auto per chiedere aiuto. Un appello, la gente deve rispettare i limiti di velocità. Non si può liquidare la gravità del fatto con affermazioni del genere, la risposta di Stanza Boraso del gruppo consigliare Tutta la città insieme, che aggiunge: e se fosse stato un bus si potrebbe avere meno rischi posizionando semafori dissuasori o un autovelox. Mentre il PD chiede l'istituzione di una commissione per far luce sullo stato di manutenzione dei viadotti della città. Oggi già al lavoro tecnici e forze dell'ordine per il ripristino del guardrail danneggiato, con deviazione alla circolazione per i veicoli che da Venezia si dirigono verso Mestre Centro, con indicazioni verso le vie Torino e Marghera. Lo dico in maniera chiara, non possiamo chiudere il punto di accesso principale alla città di Mestre. Abbiamo dei progetti, in corso abbiamo l'intervento sul cavalcavia superiore di 6,4 milioni per rifare tutto il guardrail e la messa in sicurezza. Ancora a Padova, morti per monossido di carbono all'ex Configliati, è stata identificata anche la terza vittima. È morto insieme al fratello intossicato dalle esalazioni letali del braciere di Fortuna che avevano allestito per scaldarsi all'interno delle stanze sporche e degradate dell'ex Configliachi in via Reni. Identificata anche la terza vittima della tragedia dell'Epifania, si tratta di un 24enne tunisino, fratello maggiore del 18enne che già era stato identificato insieme ad un altro connazionale di 24 anni. Subito dopo la tragedia la questura di Padova aveva contattato il consolato tunisino a Milano. Qualche giorno dopo una donna tunisina domiciliata in Abruzzo ha chiamato la polizia raccontando di non riuscire a chiamare i propri familiari dato che i loro cellulari erano spenti. Da qui, grazie alla condivisione di informazioni, si è risaliti al rapporto di parentela con la prima vittima identificata, la più giovane dei 3 stranieri deceduti. Del 24enne, a differenza del fratello minore e dell'altro connazionale, non c'era alcuna traccia di precedenti identificazioni o controlli sul territorio nazionale. Forse il giovane era entrato da poco in Italia clandestinamente senza lasciare traccia e aveva raggiunto il fratello a Padova. Il 18enne invece era noto alle forze dell'ordine per qualche precedente per spaccio ed era stato subito identificato dopo il decesso grazie alle impronte digitali. L'accoltellamento nell'appartamento di via Falloppio a Padova è stata sottoposta ad interrogatorio di garanzia nel carcere minorile di Treviso la 17enne accusata del tentato omicidio del 26enne che da qualche tempo aveva una relazione con lei. L'aggressione è avvenuta alle 4 di venerdì scorso dopo aver trascorso la serata a locali con i 2 amici. 4 erano rientrati nell'appartamento di uno di questi, Giuliano Freda. Qui al termine di una lite sembra causata dalla gelosia, la 17enne ha preso in mano un coltello da cucina ed ha colpito al petto il 26enne. Le condizioni di quest'ultimo, ricoverato in ospedale a Padova, sono in miglioramento e appena sarà possibile verrà sentito dai carabinieri. E torniamo ora a parlare dell'omicidio di Isabella, 90, perché Manuela Cacco, la tabaccaia di Camponogara, condannata per complicità nell'omicidio, potrà uscire dal carcere una volta alla settimana per fare volontariato. 8 anni fa, la notte tra il 15 e il 16 gennaio del 2016, Isabella 90 veniva uccisa dai fratelli Freddy e Deborah Sorgato con la complicità di Manuela Cacco, la tabaccaia di Camponogara, ex amante del ballerino camionista. Oggi la donna potrà uscire dal carcere una volta alla settimana per 4 o 5 ore per andare a fare volontariato. La Cacco, unica del terzetto diabolico ad aver collaborato con gli inquirenti, è stata condannata in via definitiva a 16 anni e 10 mesi per aver partecipato all'organizzazione
dell'omicidio e poi alla soppressione del cadavere di Isabella e anche per stalking nei confronti della novente e di simulazione di reato. Manuela Cacco la notte del delitto si era anche prestata alla messa in scena camminando nelle piazze di Padova indossando il giubbetto bianco di Isabella e fingendo di essere la donna per depistare le indagini. Manuela Cacco è rinchiusa da 8 anni nel carcere della Giudecca a Venezia. Ha scontato metà della sua pena, uscirà un solo pomeriggio alla settimana. Il suo avvocato però non esclude che più avanti possa anche iniziare a fare delle attività lavorative. La notizia della sua attività di volontariato arriva nel giorno dell'anniversario della morte di Isabella, il cui corpo non è mai stato ritrovato. Per la famiglia noventa si tratta di un nuovo dolore. Comunque la Cacco, anche lei ha deciso di uccidere mia sorella insieme agli altri 3, anche se non è stata l'esecutrice materiale, ma comunque lei aveva premeditato assieme agli altri 2 di uccidere mia sorella. Adesso la legge italiana purtroppo è questa e la accettiamo per quello che è, ha collaborato con la giustizia, allora gli hanno tolto 15 anni così. Me la troverò in giro per strada, non so come reagirò, ma me ne farò una ragione. Truffa Superbonus 110%, le indagini della Guardia di Finanza di Treviso si arricchiscono di un nuovo capitolo. Sentiamo. Profitti illeciti derivati da truffa aggravata ai danni dello Stato per oltre 18 milioni di euro, 3 i denunciati per dichiarazione infedele. È l'ultimo sviluppo delle indagini che da mesi la Guardia di Finanza di Treviso sta portando avanti sulle truffe al Superbonus 110% che hanno coinvolto il consorzio Casa Zero. Ora le Fiamme Gialle hanno concluso la verifica fiscale nei confronti di un ente coinvolto nella frode, scoprendo che per l'anno d'imposta 2021 non erano stati dichiarati ricavi per oltre 18 milioni. Le somme derivavano dalla monetizzazione di crediti fiscali del Superbonus 110%, utilizzati per pagare ingenti parcelle di professionisti coinvolti nell'inchiesta e consulenze per individuare intermediari interessati all'acquisto dei crediti. Questa contestazione riguarda sostanzialmente la monetizzazione dei crediti fiscali che riguardavano i lavori di cui al Superbonus, lavori che però non erano mai stati eseguiti. Nei mesi scorsi la Guardia di Finanza aveva già eseguito diversi sequestri penali su delega della Procura. Ora le Fiamme Gialle hanno operato sul profilo fiscale. Cioè sull'arricchimento illecito che i soggetti responsabili di questa truffa hanno avuto e per il quale non è stato possibile operare il relativo sequestro. Quindi abbiamo agito secondo una norma del 93 con una norma, se vogliamo, di chiusura dell'ordinamento che consente, laddove non si riesce appunto ad eseguire il sequestro dei proventi illeciti, a tassarlo in maniera tale da evitare arricchimenti illeciti. Assente dal lavoro per anni, un radiologo è stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Venezia. La Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato oltre 38.000 euro a un radiologo per una truffa che avrebbe commesso ai danni dell'INPS. Da quanto ricostruito, il tecnico, dipendente di una casa di cura veneziana, era assente dal lavoro da quasi 2 anni, beneficiando del congedo straordinario per assistere la mamma disabile residente al sud. Gli investigatori però hanno scoperto che era una menzogna. Le indagini eseguite dal nucleo di polizia economico-finanziaria attraverso pedinamenti, appostamenti, analisi dei tabulati telefonici e dei dati bancari hanno permesso di accertare che il radiologo durante il congedo, anziché aiutare la mamma, continuava a vivere a Venezia frequentando addirittura locali pubblici e continuando a percepire l'indennità sostitutiva dello stipendio. Oltre al sequestro disposto dal GIP di Venezia, il tecnico è stato denunciato per la violazione dell'articolo 640 bis del Codice Penale. Le Fiamme Gialle interesseranno anche la Corte dei Conti per l'avvio del procedimento per danno erariale relativo alle somme indebitamente percepite. Ed ora cambiamo decisamente argomento, andiamo al Pala Indoor di Padova dove Chiara Gaiani con Federico Cibotto sta seguendo l'allenamento di Emma Maria Mazzenga, la 90enne più veloce del mondo che domenica ha battuto il record mondiale sui 200 metri. A te Chiara, buongiorno.
Marta, buongiorno ai telespettatori. La signora mi ha appena detto se volevo fare una corsa con lei, una sfida sui 60 metri. Io ho rifiutato perché non sarei stata sicuramente all'altezza. Allora ringrazio davvero la signora Emma Maria Mazzenga che ha corso, pensate, i 200 metri, quindi un record certificato mondiale in 54 secondi e 47 centesimi. Tra l'altro una misura che la soddisfa ovviamente, ma che non è il suo tempo migliore su questa distanza, perché dovete sapere che la signora domenica ha corso, ma veniva di fatto da una ripresa recente, da un mese di allenamenti, perché ad agosto si era fatta male, poco dopo il suo compleanno. Esatto. Sì, mi sono fatta male, per cui sono stata ferma appunto 4 mesi e mi sono limitata a camminare, a fare delle passeggiate, poi un mese fa ho ripreso a correre, quindi praticamente avevo soltanto un mese di allenamento. Però ce l'ha fatta, ha corso davvero, insomma. Quando ha battuto il record, lei pensava di batterlo questo record? Sì, in realtà pensavo, perché il record precedente era molto altro, era più di 1 minuto, però non pensavo di fare questo tempo, certo, ecco, per cui sono molto contenta. Ecco, dovete sapere che la signora ha una passione per l'atletica da giovane, finché studiava, è stata a lungo insegnante di scienze, ha insegnato al liceo Fermi, liceo scientifico di Padova, poi a 53 anni è ripartita. Perché si riparte a 53 anni e da quel momento le scarpe non vengono più appese al chiodo? Ma perché ci siamo ritrovati un gruppo di amiche che correvano e gareggiavano per l'università durante i corsi universitari. Ci siamo ritrovate e allora abbiamo ripreso, questa volta però facendo i campionati master. A 90 anni si corre ancora. Qual è il segreto per riuscire a fare anche i risultati che sta facendo? Ma io corro quello che riesco a fare e poi i risultati vengono, mi alleno e poi i risultati vengono quando vengono, insomma. Ecco, lei ha un segreto, però lei ci raccontava che segue, tra virgolette, la dieta che è giusta per una persona della sua età. Beh, più che la dieta, diciamo che la mia è una questione di quantità. Ecco, io mangio poco, cerco di limitare le quantità, però sinceramente mangio un po' di tutto, non è che mi limito. Non c'è qualche integratore particolare? No, io proprio non ho nessuna fiducia, confesso, negli integratori. E poi si fa allenamento in modo costante, diceva, si fa allenamento e poi anche ci si riposa, giusto? È importante sia il tempo dell'allenamento sia il tempo poi della ripresa. Certo, infatti negli allenamenti ho sempre i tempi di recupero, no? Sempre cronometrati, e poi fra un allenamento e l'altro, un giorno, 2, dipende da quale allenamento ho fatto. Ecco, allora vi farei vedere una curiosità, perché la signora Emma è una dei pochi atleti master che corre con le scarpette chiodate. Se mi alzo cado. Dovrebbero essere un po' più scomode, lei invece pensa di no, signora? No, per me vanno molto bene, perché in pista mi aiutano, secondo me faccio meno fatica. Ecco, sicché io, cioè, il riscaldamento lo faccio con le scarpe da ginnastica e dopo metto queste. Ultima domanda, poi insomma la lasciamo anche rifiatare, perché noi siamo un po' invadenti come televisione in alcuni momenti. Quali sono i suoi prossimi obiettivi? Adesso che cosa la aspetta? Allora, adesso mi aspettano i campionati italiani ad Ancona, poi i campionati europei in Polonia e poi l'attività estiva, quindi i campionati italiani individuali, campionati di società, e poi a agosto i campionati mondiali in Svezia. Ecco, noi continueremo a seguire ovviamente i suoi record. Tra l'altro, insomma, vi raccontiamo che prima, giusto per così come assaggio, con l'allenatrice ha assaggiato i 60 metri, li ha corsi in 14 secondi e avrebbe già battuto il record, quindi insomma basta solo certificarlo. Allora davvero grazie alla signora Emma Maria Mazzenga, ringrazio anche per la collaborazione tecnica il collega Federico Cibotto, e da Padova Marta ti restituisco la linea. Grazie Chiara per questo collegamento e complimenti davvero alla signora Emma per questi risultati e per una forma fisica davvero invidiabile. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia, ci rivediamo tra poco. Eccoci di nuovo in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Ancora cronaca, andiamo nel Bassanese per un furto singolare. Sentiamo cosa è successo. Sale sul treno a Padova con il monopattino elettrico, lo ripone nell'apposita rastrelliera, ma al momento di scendere a Bassano si accorge che gli è stato rubato. Vittima un 38enne bassanese che ha immediatamente sporto denuncia.
Gli agenti della polizia hanno quindi visionato le registrazioni a circuito chiuso del convoglio ferroviario, verificando che un soggetto già conosciuto alle forze dell'ordine era salito a bordo del treno senza alcun genere di bagaglio, per poi scendere alla stazione di Campodarsego con il monopattino in questione. Rintracciato l'autore del furto presso il luogo di lavoro, dove oltretutto si era recato con lo stesso monopattino, il ladro, un 38enne nigeriano, ha ammesso subito le proprie responsabilità ed è stato denunciato. Il monopattino invece è stato restituito al legittimo proprietario. Ecco, ora torniamo a Treviso per parlare di un progetto che riguarda gli anziani, l'abbiamo già anticipato nel telegiornale di ieri sera, un progetto che vede coinvolto in primo piano l'ISRA ed è quello che vede utilizzare l'intelligenza artificiale per il monitoraggio di persone che cominciano ad avere le prime avvisaglie di decadimento cognitivo. Ringrazio per essere con noi i nostri prossimi ospiti. Benvenuto a Mauro Michielon, presidente di ISRA, buongiorno, e benvenuta alla dottoressa Silvia Vettor, responsabile del servizio di prevenzione Alzheimer appunto dell'ISRA e dell'ULS 2. Allora, un progetto, comincio da lei Michielon, perché so che oggi è un po' di fretta, ha trovato questi minuti un po' ad incastro tra vari appuntamenti. Un progetto dunque davvero innovativo e molto importante, che pone ISRA ai livelli di pochissime altre strutture europee, no? Che stanno sperimentando questo tipo di sistema di monitoraggio a distanza. Vogliamo intanto spiegare di che cosa si tratta? Sì, allora, questo è un progetto europeo, Horizon 2020, Pharaon, e in questo progetto praticamente noi sperimenteremo fino al settembre 2024 una piattaforma con intelligenza artificiale e anche alcuni strumenti che andremo a collocare nelle abitazioni delle persone che saranno oggetto di questa sperimentazione, che saranno 20 ultra 65 anni che abitano nel comune di Treviso, di Quinto di Treviso, di Mogliano, e faremo questo monitoraggio a distanza. Ecco, la cosa importante è che andiamo a controllare H24 queste persone che vivono da sole. Con la piattaforma digitale, in base chiaramente dopo un'analisi fatta a livello sanitario da ISRA e dai propri esperti, si valuterà che tipo di esercizi per fare a livello cognitivo rispetto alla decadenza della persona, e andremo a tenere sotto controllo proprio la decadenza. L'obiettivo è far sì che una persona che ha un inizio di decadimento cognitivo possa il più possibile svolgere la propria vita autonoma in casa propria. Questo è insunto. Sì, quindi sicuramente i benefici sono molteplici, no, dottoressa Vettor? Che cosa vi aspettate, insomma, voi di ottenere con questa sperimentazione? Noi ci aspettiamo nel lungo periodo di poter intercettare degli iniziali segnali di fragilità cognitiva, perché spesso una persona anziana che vive sola, e ricordiamoci che nel nostro territorio circa il 40% delle persone over 75 abita da sola, quindi quando una persona vive sola è difficile che ci si possa accorgere subito delle proprie difficoltà. Magari una persona sente che sta perdendo un po' la memoria, ma può succedere anche che si comporti in maniera bizzarra o può dimenticare di assumere i farmaci. Questo tipo di attività, di sensori compresi nel nostro progetto, prevede di poter intercettare questi momenti. Ad esempio, un sensore piccolino come questo può essere applicato sullo sportello in cucina dove la persona tiene le proprie medicine. Se noi da remoto, da questo grande cervellone, riusciamo a vedere che la persona per 2 o 3 giorni non ha aperto quello sportello, è chiaro che è un segnale importante, perché vuol dire che si sta dimenticando di prendere la sua terapia. Quindi questo ci permette di
cogliere quelle prime situazioni di fragilità e permettere a queste persone di accedere ad una giusta diagnosi tempestiva, perché una buona diagnosi significa anche iniziare presto una terapia e quindi avere un decorso di vita più sereno e più sicuro per sé, ma anche per i familiari che magari non sono presenti e che però nelle loro case, penso ai figli magari lontani, hanno bisogno di sentirsi sicuri, di sapere che il proprio caro è ancora in grado di stare in autonomia per un po' con queste sorveglianze. Ecco, Mauro Michelon, dunque un progetto di sostegno ma che mira anche e soprattutto alla prevenzione, no? Sì, è fondamentale, come ha detto la dottoressa Vettor, questo è un progetto che viene applicato ai primi segni di decadimento cognitivo. Io ritengo che sia importante perché questo è un progetto già sperimentato nella città di Bilbao in Spagna, e con questo tipo di sistema da remoto servono ben 650 persone. E perciò l'idea è che questa piattaforma riesca a raggiungere le persone sole in tutta la provincia di Treviso. Chiaramente queste persone saranno tenute sotto controllo da esperti sanitari, però diciamo, le visite a domicilio o le visite di queste persone potranno essere ampiamente ridotte perché avremo un controllo H24 dei comportamenti di questi soggetti. Volevo sottolineare un'altra cosa: io credo che questo progetto dia anche una speranza però alle persone. Cioè, quando si sente parlare di demenza, di decadimento cognitivo, molte persone sono prese dal panico. Ecco, io credo che questo sia un progetto che dà speranza e soprattutto sia il messaggio che se uno inizia a avere i primi sentori non si deve vergognare, si deve rivolgere proprio a un medico e poi inizia un percorso per il mantenimento cognitivo. Ecco, questo il messaggio deve essere. La demenza sicuramente arriva con l'andare avanti con gli anni, questo è chiaro. Perciò se uno, diciamo in maniera non consona, perde qualche colpo, non si deve vergognare, deve rivolgersi al suo medico, e oggi ci sono gli strumenti per riuscire a contrastare anche la decadenza cognitiva. Ecco, perché dottoressa Vettor, di che numeri stiamo parlando nel nostro territorio e soprattutto l'età anche, no? Perché si parla di persone anziane, però purtroppo questo tipo di problematica si sta riscontrando anche in persone non proprio così anziane. Certo, allora quando parliamo di numeri nel nostro territorio possiamo stimare nella provincia, nella Marca, circa 10.000 persone intercettate da una fragilità cognitiva di varia natura. È vero che però probabilmente i numeri sono decisamente maggiori perché molte persone possono non accedere alla diagnosi perché magari non si fanno i controlli o perché magari i segni sono così sfumati e quindi probabilmente parliamo di un numero maggiore. Come fascia d'età, le fasce d'età possono andare mediamente dai 70 anni agli over 90 in certe situazioni di fragilità più di origine vascolare, però è vero che stanno emergendo e sono sempre più note delle forme di decadimento cognitivo che interessano delle persone più giovani, quindi con un esordio a partire dai 55-60 anni d'età. Ciò che è molto importante è che diverse attività, anche di stimolazione cognitiva o l'attività fisica, hanno un ruolo spesso sovrapponibile ai farmaci come efficacia per rallentare il percorso di decadimento. E il tablet che voi vedete, che questo qui che viene utilizzato nel progetto, che è utilizzato da tempo a Bilbao in questa realtà, prevede anche la possibilità di fare delle sessioni di attività fisica o degli esercizi di stimolazione cognitiva in autonomia, se la persona è in grado di farla, o anche con l'aiutante, con noi stessi che andiamo nelle case, con i servizi che già esistono nel territorio per andare a supportare chi soffre di una fragilità cognitiva e le loro famiglie.
Ecco, Mauro Michelon, si parla di intelligenza artificiale, no, per questo tipo di sperimentazione e di progetto. L'utilizzo anche dell'intelligenza artificiale nella sanità è già cominciato, l'abbiamo visto anche l'ULS 2 per esempio per la lettura delle mammografie. In casi come questi, diciamo, qual è il ruolo dell'intelligenza artificiale e come si compenetra con la presenza dell'operatore? Perché magari nelle persone c'è anche un po' di diffidenza, no? Con il quale si guarda l'intelligenza artificiale. Beh, diciamo il ruolo dell'operatore resta fondamentale, l'intelligenza artificiale è solamente un aiuto all'operatore, perché con l'intelligenza artificiale si riescono a elaborare i dati che arrivano dal domicilio in maniera molto più rapida e veloce. E questo è il valore dell'intelligenza artificiale. Riusciamo ad avere i dati in tempo reale e riesce a elaborarli. Ricordiamo sempre che dietro l'intelligenza artificiale c'è l'uomo, perciò io l'intelligenza artificiale la vedo come un sostegno all'uomo, sicuramente non andrà mai a sostituire l'uomo. Ecco, perciò io vorrei tranquillizzare tutti, l'intelligenza artificiale darà una mano ai nostri sanitari, ma sicuramente non sostituirà loro. Ecco, una sperimentazione fino a settembre. Michelon, dopo che cosa accadrà? E dopo accade la cosa più importante, che la piattaforma resta nella disponibilità di ISRA, e ISRA è un ente pubblico, perciò resta nella disponibilità della collettività, e abbiamo già parlato con il direttore generale dell'ULS numero 2, il dottor Benazzi, perché riteniamo che ULS possa benissimo utilizzare questa nostra piattaforma per fare maggiore assistenza a domicilio di quella che già facciamo alle persone affette con demenza, perché la dottoressa Silvia Vettore è responsabile del centro specialistico delle demenze di ISRA e va già a domicilio a trovare persone che sono affette da demenza e i loro familiari, perché chiaramente, come ho detto prima, l'obiettivo è tenere in casa queste persone, però dobbiamo dargli gli strumenti sia alle persone ma anche ai familiari, e dargli gli strumenti per affrontare questa malattia. Perciò ritengo che questa piattaforma potrà ampliare il numero di persone che potranno essere seguite a domicilio da ISRA e conseguentemente dall'USLA. Ecco, con le nuove tecnologie, diciamo, si aprono anche davvero delle prospettive totalmente nuove ed inedite anche per l'assistenza agli anziani. Ieri c'è stata la presentazione, no, di questa sperimentazione, abbiamo sentito addirittura in Olanda per esempio dei robottini sono entrati in casa di riposo per aiutare gli anziani. Sì. È Danimarca, in realtà è la Danimarca. Sì, ma non è quello il problema. Nel Nord Europa già utilizzano questi robot. Sì, io ripeto, sono sempre supporti, anche perché oggi abbiamo una carenza di personale e su alcune mansioni questi robot potrebbero dare una mano al personale. Ripeto, tutti questi strumenti sono di supporto al personale, non sono sostitutivi al personale. Ecco. Sì, sono importanti, se c'è una bella letteratura, vado a memoria, in Svezia ci sono dei robot a cui la persona anziana racconta la propria vita e poi il robot rielabora e fa delle domande nella vita della persona, a questo anziano, perciò l'anziano interagisce con un robot e gli racconta la sua storia. Chiaramente sono casi limite, però ripeto, sta cambiando il tessuto sociale della nostra società, le famiglie sono sempre maggiormente ridotte, gli anziani soli sono sempre di più e dovremo affidarci anche a questi robot per alcune funzioni. Ecco Michelon, un'ultima domanda, so che deve scappare, le volevo chiedere relativamente alla situazione delle rette, delle case di riposo, perché è di queste ore una lettera del comitato dei familiari che sono preoccupati, insomma, di un possibile incremento. Non sono solo i familiari preoccupati, siamo preoccupati anche noi. Allora, ISRA ha l'obiettivo, se possibile, di non aumentare la rete. Chiaramente non dipende da noi,
l'aumento delle rette, ma da fattori contingenti, dall'inflazione, dall'aumento dei costi dell'energia e da queste cose. Noi, il nostro impegno è riuscire a non aumentare le rette. La Regione ha stanziato 20 milioni di euro in più nel 2024 a favore delle case di riposo. Non sappiamo ancora come sarà la ripartizione di questi soldi. Noi speriamo di una ripartizione veloce e che questa ripartizione sia sufficiente a non farsi aumentare le rette. Ripeto, il nostro obiettivo non è certo aumentare le rette. Chiaramente mi permetto di dire che c'è anche una qualità del servizio che dobbiamo mantenere, perché parliamo di persone anziane, i nostri genitori, i nostri zii, ecco, perciò non possiamo risparmiare su questo. E ricordo che per esempio le rette di Isra sono tra quelle più contenute nelle case di riposo della provincia. A noi fa piacere che i familiari si interessino, perché quando un familiare si interessa vuol dire che c'è attenzione al proprio caro. Ecco. Credo che il discorso non sia un discorso di Isra, ma debba essere fatto in generale su tutte le case di riposo, sui costi delle stesse. La mia preoccupazione è che da qui a 10 anni, quando noi sappiamo già che adesso il valore delle pensioni, delle persone che vanno in pensione diminuisce costantemente, il rischio vero è che con una pensione che una persona percepirà tra 10 anni non riesca a pagare la retta della casa di riposo. Questa per me è una grossa preoccupazione, a cui però non può sopperire solamente la casa di riposo, la Regione, ma deve anche intervenire lo Stato. Grazie a Mauro Michielon, so che deve scappare, quindi la ringrazio e la saluto. Grazie, una buona giornata. Dottoressa Vettor, volevo farle un'ultima domanda. Si stimano in 10.000 persone quelle che soffrono appunto di decadimento cognitivo nella provincia di Treviso, ma è un numero ovviamente molto più ampio se si pensa alle famiglie che stanno dietro alle singole persone, ai singoli pazienti. Quindi in che maniera, diciamo, un progetto come questo che state avviando può andare a sostegno delle famiglie? Allora, da tempo ISRA si dedica proprio fuori dalle porte delle strutture a raggiungere le famiglie nelle loro case, innanzitutto per spiegare come questa malattia si manifesta già dai primi segnali e quali sono i percorsi più facili per accedere a delle buone cure, non solo di tipo farmacologico, ma anche di attività che si possono fare proprio per rallentare il percorso, attività come si diceva prima con la memoria, con la mente, ma anche attività con il corpo, quindi attività in gruppo, e poi supportare le famiglie a sentirsi ancora e sempre parte di una collettività. E da questo punto di vista i servizi della rete Alzheimer ci aiutano anche con delle attività in piccolo gruppo, come quelle dei laboratori cognitivi, che si tengono all'interno delle strutture e che accolgono persone che abitano a casa. Quindi il familiare può avere qualche ora di sollievo dal suo compito di assistenza e invece la persona fragile può esercitarsi insieme ad altri coetanei su attività utili proprio nel rallentare il percorso. Ma una chiave importante è supportare e aiutare le famiglie a casa, dando loro delle informazioni, stando in contatto anche con le badanti, gli assistenti familiari che possano avere delle informazioni corrette e fare in modo che la famiglia non si isoli, perché la solitudine non solo è un fattore di aggravamento ulteriore per la malattia, ma rende più vulnerabile anche il familiare stesso, che isolandosi aumenta il rischio di anche lui di entrare dentro una fragilità di tipo cognitivo. Quindi il messaggio per le famiglie è proprio non chiudersi, informarsi, chiedere, accettare questo tipo di progetti che magari possono anche spaventare un po' all'inizio, ma non saranno mai da sole. Noi aiuteremo nell'utilizzo di questi tablet, nell'utilizzo degli strumenti, proprio andando nelle famiglie, spiegando e rimanendo sempre in contatto con un filo di comunicazione. Certo, grazie, io la ringrazio davvero, quindi non chiudersi, e questo è il messaggio fondamentale per tutti. Grazie alla dottoressa Silvia Vettor, responsabile del centro specialistico demenze di ISRA ULSS 2. Grazie, una buona giornata e un buon lavoro.
Noi ora, un saluto ancora, noi ora cambiamo argomento perché ci richiede la linea il nostro Christian Arboit da Susegana, perché ci sono delle importanti novità per quanto riguarda Electrolux. Buongiorno Christian. Sì, buongiorno di nuovo Marta, anche da parte di Alberto Pivetta. Mi trovo all'esterno di Electrolux. Domani ci sarà un importante incontro, per questo ti ho chiesto la linea tra RSU sindacati e parte datoriale, da dirigenza Electrolux. Domani a Quarto d'Altino all'hotel Crown il vertice, il tavolo nel quale saranno dati, ufficializzati i numeri di Electrolux, di esuberi previsti in Italia. Nelle ultime settimane si è parlato di 400 esuberi nei vari stabilimenti italiani, e tra gli stabilimenti italiani uno dei principali è chiaramente quello di Susegana, dove ora ci troviamo con Augustin Breda, tutti lo conoscete, RSU Fiom CGL. Per Susegana si è parlato in questi giorni di 50 esuberi, ma questi sono numeri un po' in libertà, perché domani probabilmente si farà chiarezza su tutto questo, Breda. Sì, domani nell'incontro l'azienda dovrebbe dare i dettagli di tutti gli stabilimenti e anche delle aree professionali coinvolte. Si parla di 400 in tutta Italia e una quota riguarderà anche Susegana, ma ad oggi non ci sono numeri ufficiali e contiamo che dopo l'annuncio fatto già alcuni mesi fa si arrivi ad avere il dettaglio che può permettere poi il confronto sindacale sul come gestirli, partendo da un'esperienza ormai consolidata che dei licenziamenti, se non su volontarietà degli stessi, accettazione della proposta, qui non se ne sono mai fatti e contiamo che questo si possa ripetere. Quindi che questa prassi continui. Marta, ti do due numeri velocissimi. Nel quarto trimestre 2023, i dati sono delle scorse ore, il gruppo svedese ha chiuso con perdite per 284 milioni, in flessione soprattutto il mercato del Nord America. Nei mesi scorsi Electrolux aveva annunciato per l'appunto il taglio di 3.000 posti per recuperare di fatto, o meglio per ridurre i costi complessivi di 213 milioni. Sono ovviamente numeri che si inseriscono all'interno di una crisi che non è solo congiunturale, Breda. Beh, è una crisi di mercato che non riguarda solo Electrolux, riguarda il settore più in generale, dovuto a tutti gli effetti che conosciamo internazionali, però l'unica cura sarebbe quella di riprendere ad aumentare le vendite, perché c'è stata una gelata sulle vendite nel 2023 e non si vede ancora la primavera nel 2024, quindi contiamo che Electrolux trovi, oltre alla riorganizzazione, alla ricerca di recupero dei costi, trovi anche quelle iniziative di mercato che gli permettano di riprendere le vendite, perché senza un aumento delle vendite il problema rimane molto robusto. Di risalire quindi la china. C'è estrema preoccupazione, questo lo aggiungo io, attorno allo stabilimento di Porcia dove si producono lavatrici, ma per l'appunto domani ne sapremo di più. Il vertice quindi è convocato, il tavolo al Crown di Quarto d'Altino. Grazie Augustin Breda, grazie ancora Alberto Pivetta per la parte tecnica. Marta, ti restituisco la linea da Susegana. Grazie Christian, buon lavoro. Noi ora ritorniamo a Venezia, Palazzo Ferrofini, ne abbiamo parlato ampiamente in apertura di telegiornale, è la giornata del voto sul fine vita. Ci ricolleghiamo con Filippo Fois. Buongiorno Filippo. Buongiorno nuovamente Marta, riprendiamo la linea dal Consiglio regionale dove i lavori in questo momento si sono interrotti per la pausa di pranzo, riprenderanno tra circa un'ora. Abbiamo due aggiornamenti da darvi. Il primo, il voto era previsto per le 16 e già possiamo dire che alle 16 non si voterà, ci sono dei nuovi consiglieri regionali che si sono iscritti a parlare, per cui si andrà sicuramente dopo le 17, ma potrebbero esserci nuove richieste di intervento, il che significa che secondo
secondo alcuni potremmo finire col votare addirittura alle 19:30. C'è poi un'altra novità, che voi vi avevamo detto che sostanzialmente il provvedimento, la proposta di legge popolare che è stata presentata con 9.000 firme qui in Consiglio regionale sarebbe dovuta passare, secondo quelli che erano i calcoli, all'interno dell'Aula con 27 voti favorevoli e 23 contrari. Ebbene, la situazione si sta evolvendo perché secondo le ultime stime tra i favorevoli ci sono 2 indecisi, per cui siamo 25 a 23 in questo momento. Ci sono vari motivi per cui sta accadendo questo. Io però prima vi proporrei un breve intervento di Zaia che abbiamo avvicinato proprio quando si sono conclusi i lavori qui in aula. Poi torniamo qui dal Consiglio regionale a parlarne. Noi come amministratori apprendiamo dei casi dai giornali, da voi, nel senso che noi non siamo minimamente informati, è giusto che sia così, c'è la privacy. Avrà saputo che hanno fatto già una specie di supereroe con la maglietta del PD, 00 Zaia? Non ho nulla da commentare, non c'entro nulla col PD. Grazie. Ma se questo, mi permetto di dire, se questo è il livello, diciamo, del rispetto delle idee degli altri, ne prendo atto, cosa volete che vi dica? Io rispetto le idee di tutti, e penso che chi governa debba avere una posizione laica, pur avendo un credo religioso, una confessione religiosa, ma il governatore, il sindaco, chi governa per nome e per conto dei cittadini deve avere un approccio laico, altrimenti quando c'è stato il Covid, se avessi dovuto ascoltare qualcuno non dovrei neanche mai aver chiuso aver fatto i tamponi, aver chiuso cinema, teatri, chiese, erano sempre quelli. Zaia, c'è il rischio, scusi, che si sia troppo politicizzato questo dibattito qui in regione, contro Zaia addirittura? Ma no, guardi, io penso che sia evidente che il tema è che il Veneto paga lo scotto, fra virgolette, di essere la prima regione che per proprio un fatto di legge è prima a trattarlo. Quando arriveremo alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, 20ª regione, voi non ci sarete neanche più, nessuno si interesserà di questo, perché tanto tutti diranno ah sì, ma si è già parlato di questo argomento. Ripeto, ditelo, ma per correttezza nei confronti dei cittadini. Oggi non autorizziamo il fine vita. Oggi c'è una proposta di legge di alcuni cittadini che io non conosco, che hanno diritto per statuto regionale di vederla trattata, e questa legge non è che autorizza qualcosa, dice semplicemente, visto che è già previsto il fine vita in Italia da una sentenza, fate in modo che si dia una risposta entro 20 giorni, che ci sia un ruolo attivo delle ULSS, punto. Ecco, avete sentito Luca Zaia. Zaia ha ricordato anche nel suo intervento 2 passaggi basilari. Il primo è nel 2017, l'introduzione del cosiddetto testamento biologico, vale a dire il fatto che allo stato civile o di fronte a un notaio chiunque può fare una richiesta perché le cure non vadano oltre un certo limite. L'altro è quello della sentenza della Corte Costituzionale del 2019 che prevede che i comitati etici delle aziende sanitarie locali valutino caso per caso per chi non avesse fatto il testamento biologico. Questa è la posizione di Zaia di oggi, eppure qui il dibattito imputa proprio al Presidente di avere troppo enfatizzato il voto sul fine vita fino ad averlo politicizzato e aver radicalizzato i 2 schieramenti, quando poi in realtà ciò che si andava a votare era un provvedimento, come avete sentito, semplicemente che pone un limite di 20 giorni alle aziende sanitarie per dare una risposta a chi volesse un trattamento di fine vita che già garantito dalla Corte Costituzionale. Ecco, questo spiega anche un po' questi riassestamenti che ci sono all'interno della coalizione di centrodestra, dove, lo ricordiamo, Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno dato parere negativo al provvedimento, dicendo anche che non deve essere la Regione a legiferare su questo argomento. Comunque, insomma, il voto avverrà nel tardo pomeriggio di oggi, come detto, e vi daremo tutti gli aggiornamenti nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Grazie e buon lavoro naturalmente a te e Sandro Ponchio, che state appunto seguendo questa lunghissima giornata in Consiglio regionale, chiamato a votare sul fine vita, e sicuramente di questo parleremo nel corso dei nostri TG serali, ma anche nell'approfondimento di prima serata. Ring condotto da Ferdinando Avarino, in onda questa sera a
a partire dalle 20. Ospiti Fabio Crea di Fratelli d'Italia, Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, Andrea Zanoni del Partito Democratico e Nicola Finco della Lega. E poi alle 22:20 ci sarà Sergio Giordani, sindaco di Padova. Appuntamento quindi a partire dalle 21 con Ring. Ed è tutto per questa edizione. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Vi lascio alle previsioni del tempo con il nostro meteo e poi al grande cinema di Antenna 3. Andrà in onda quest'oggi il film Una stella in cucina. A tutti un buon pomeriggio, arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica ancora stabile sul nostro territorio, tempo buono. Il dettaglio di martedì 16 gennaio. Sul Veneto cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche tratto di nuvolosità medio-alta e qualche nube al mattino, ma insomma sarà ampiamente soleggiato. Le temperature saranno in locale variazione, minime sotto zero, 1 grado solo nel veneziano, massime tra 6 e 8 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Su tutta la regione il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, tanto sole comunque su tutte le province. Temperature minime tra -1 e 2 gradi, massime sui 6-9 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà piuttosto soleggiato, con qualche nube alta in transito, in intensificazione a partire dalla sera. Temperature minime tra -4 e -1 grado, massime sui 5-7 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.